Il ghiacciaio della Marmolada nella parte in cui si sviluppano le piste sarà nuovamente accessibile. Il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento ha chiuso il documento relativo alla sicurezza dell'area e dopo una verifica degli uffici comunali di Canazei sarà adottato un nuovo provvedimento che sospenderà in tutto o in parte l'ordinanza di agosto che vietava l'accesso al ghiacciaio dopo il distacco del Seracco che il 3 luglio scorso causò la morte di 11 alpinisti. C'era apprensione fra gli addetti ai lavori. Ieri l'ultima presa di posizione dal versante bellunese si era concretizzata in una doppia missiva indirizzata al Consorzio Dolomiti Superski, in cui si denunciavano con preoccupazione i danni causati dalla forzata chiusura del sito non solo per lo sci ma per l'intera filiera turistica. Quando si parla appunto di sicurezza penso che le difficoltà nel prendere una decisione di eventualmente sospendere questo divieto sono sicuramente molto importanti e c'è chi deve assumersi questa responsabilità. Il presidente del Dolomiti Superski si era detto pronto da subito a far sentire la propria voce, ritenendo che fosse indispensabile ascoltare la società Marmolada Srl. Loro vivono giorno per giorno, 365 giorni all'anno, il ghiacciaio, vivono il loro costone e possono dare un utile contributo almeno alla formulazione di una decisione. Oggi ricordare a Trento cosa sia il Dolomiti Superski e cosa rappresenti per il turismo di qua e di là della Regina delle Dolomiti appare superato. Scongiurato il rinvio della stagione, la notizia è stata accolta con sollievo dal sindaco di Roccapietro Andrea De Bernardin. È una grande notizia per noi, la davamo però per scontata perché pensare ad una montagna chiusa perennemente va contro ogni buon senso. Il contenuto del nuovo documento elaborato dalla Protezione Civile Trentina, su cui si baserà la nuova ordinanza comunale di Canazei, tiene conto non solo dell'abbassamento delle temperature, ma anche delle mutazioni del ghiacciaio e delle nuove spaccature che si sono formate nel corso dell'estate. Individuata anche una zona particolarmente delicata del ghiacciaio che in estate, se dovessero verificarsi alcune condizioni, potrebbe essere chiusa.